Eccoci insieme, ben ritornati alla nostra trasmissione quotidiana 12:40 13:25, tutti i giorni TV7 con voi, e mi raccomando la possibilità di partecipare, quindi telefonateci oppure mandate i messaggi per interagire con i nostri ospiti che vi presento subito. Abbiamo il piacere di avere con noi qui in studio Leonardo Padrin, consigliere regionale, presidente quinta commissione, sanità in modo particolare ma anche politiche sociali, ben arrivato qui con noi, e sicurezza. Ben arrivato anche all'altro consigliere regionale Antonino Pipitone, grazie di essere qui con noi. Grazie. Uguale competenza, molto addentrata nell'ambito della sanità, ma anche in altri versanti, se non sbaglio, quindi non solo nella commissione quinta, ma poi dove... Sono anche in seconda commissione, mi occupo anche di edilizia urbanistica. Piani vari di attuazione, ecco. E l'argomento di quest'oggi sarà comunque la sanità. Per diverse ragioni. Da un lato parliamo di questo famoso bilancio regionale, quindi sanità veneta in rosso. Cosa significa? Quali sono stati i problemi visti naturalmente dall'ottica visuale dei nostri interlocutori, dei nostri ospiti, che comunque sono addentro in regione? Quali sono le USL più virtuose, quali le meno? Quali sono le problematiche che sono emerse in questo periodo di tempo? Poi parliamo di un'altra tematica importantissima che ha visto entrambi i nostri ospiti sostenitori, ovvero la cura del diabete. Ma poi parleremo anche del centro protonico, che cos'è, a che cosa serve per la cura dei tumori. E poi ci fermiamo un paio di giorni qui sempre a vedere come stanno andando le liste d'attesa. Ci fermiamo un paio di giorni per dire, perché sembra che ci si fermi qualche giorno in più necessariamente. Allora, partiamo con lei, Presidente. Qui io prendo il Corriere della Veneto, sanità, i conti delle USL, rosso di 72 milioni. Si parla di risultati di esercizio di meno 13 milioni per l'USL 1 di Belluno, meno 28 per Vicenza e poi meno 24 per Bussolengo, meno 43 addirittura per Rovigo, meno 50 per Padova e Venezia, meno 104 milioni di euro. Sono cifre che spaventano, perché soprattutto dice, per risanare questi conti in rosso poi che cosa bisogna fare? Quali tagli potrebbero essere previsti? Intanto va letta in modo... spieghiamola bene come andrebbe letta. In modo diverso, perché comunque dove c'è un'azienda ospedaliera i conti della USL sono conti che necessariamente risentono del fatto che i cittadini vanno in azienda ospedaliera. A Padova e a Verona i bilanci sono, tra virgolette, in rosso, proprio perché ci sono queste due strutture universitarie e non solo che erogano servizi sanitari. Mentre più problematica è la situazione in altre USL, che poi sono quelle storiche, che sarebbero innanzitutto Venezia, Rovigo e Belluno e Bussolengo. Anche se, ripeto, noi parliamo di 75 milioni di euro, secondo me sono di meno. Però, insomma, sì, infatti voi avete detto che sono meno. Non è che cambi molto poi se sono 45 o 50 al posto di 75, però è utile spiegare ai telespettatori che sono, se sono 70, su 8 miliardi 150 milioni. Quindi significa lo 0,0 qualcosa. Quindi pur la cifra enorme di per sé, insignificante nel volume complessivo. A questo bisogna aggiungere anche che in sanità sono in atto tutta una serie di cambiamenti, per cui molto spesso quando noi parliamo di rosso parliamo di soldi che vengono spesi anche al di fuori dei LEA. Spiego in un secondo di cosa stiamo parlando. Lo Stato dice, che poi sarebbero soldi che noi paghiamo di tasse, ma insomma, lo Stato dice, io ti do 8 miliardi 150 milioni al Veneto, per dire, e tu devi garantire questi servizi. Il Veneto che cosa fa? Oltre ai servizi che lo Stato ti obbliga a garantire, ne forniamo anche in più, per cui da questi 75 bisognerebbe togliere i servizi che noi offriamo in più e poi bisognerebbe togliere anche almeno una parte dei 57 milioni che noi paghiamo all'ARPAV.
Per cui sì, c'è anche l'ARPA. Che cosa voglio dire? Voglio dire che alla fine la sanità del Veneto è una sanità virtuosa non solo per i servizi ma anche dal punto di vista contabile. Che poi si possa migliorare, questo è uno scenario in più. Che poi ci siano alcune ULSS che comunque sono sempre oltre la somma che è stata messa a loro a disposizione, questo è un problema ulteriore. Ecco, come la vede lei? Perché giustamente insomma, rappresenta anche l'opposizione. Esatto, l'opposizione. No, il ragionamento del Presidente... Però so che concordate su tanti punti di vista. No, il ragionamento del Presidente Padrini è corretto, nel senso che abbiamo una quantità di risorse, sono 8 miliardi e 200 milioni di euro sostanzialmente, quindi il cosiddetto deficit non è una cosa enorme rispetto. Certo che ci sono delle situazioni di criticità, ci sono. A nostro avviso si doveva e si dovrebbe fare di più. Abbiamo delle situazioni, per esempio nell'URSS veronese, dove bisognerebbe assolutamente razionalizzare la quantità enorme di ospedali, che ci sono circa 25 ospedali. È l'unica situazione del Veneto dove ancora non c'è stata una razionalizzazione, una messa un po' così, una messa in ordine dei vari servizi per dare il migliore appunto dei servizi e anche il massimo del risparmio. Questo si potrebbe fare. Siamo anche convinti che la quantità il balletto delle cifre che ci ha fornito la Regione sono cambiate nell'arco di 6 mesi, si è passato dai 500 milioni, poi 1 miliardo, poi 101 milioni, adesso si parla di 60-70, ma proprio ieri leggevo che sono 25-30 milioni di deficit. Questo cosa comporta? A mio avviso comporta una cosa importante, forse, che la nostra regione sarà forse commissariata, che significa che il Presidente Zaia farà il commissario, potrà rivedere un po' tutto, soprattutto i direttori generali, quindi qualcuno un po' più scomodo potrà essere allontanato e cambiare, anche se questo si vedrà. Ma altra cosa che potrà fare è col commissariamento potrà mettere l'addizionale IRPEF. Ma infatti questo quindi questa è una cosa mica da poco, perché significa 140 milioni di euro se vengono mantenuti i criteri prima delle elezioni. Vi ricordo che Galan aveva tolto poco prima delle elezioni l'addizionale IRPEF, esatto. Ed è un problema che poi ci siamo ritrovati. Ovviamente anche dopo. Ecco, un problema sotto altri, perché si dice di questa addizionale IRPEF potrebbe coinvolgere non tutti i cittadini del Veneto, ma riguardare un certo... Beh, ci sono due elementi che bisogna tenere presente. Il primo, che l'addizionale IRPEF può essere, per legge questo, può essere messa fino al concorso della cifra di cui si è in deficit. Quindi se la cifra è di 75 milioni di euro, l'addizionale IRPEF può essere messa per 75 milioni di euro. Si può anche scegliere se aumentare i ticket o addirittura un addizionale IRAP, però sempre per un massimo di 75 milioni di euro. Comunque è una cifra importante, perché che cosa vuol dire? La volta scorsa, quando c'era l'addizionale, prima che fosse tolta nel 2009, per l'addizionale dello 0,4% sui redditi superiori ai 30.000 euro dava 130 milioni di euro di entrata, per cui la scelta che fu fatta allora era comunque di tassare i redditi da un certo livello in su. Da uno scaglione in su. Sì. A pagare sono sempre i cittadini poi alla fin fine. Diciamo che in questo caso a pagare sono quelli che hanno di più. Quelli che bisogna capire la soglia, certo, c'è sempre questa soglia, perché il di più, certo, se si parla di, non so, 100.000 euro l'anno, quando si parla di una delle questioni importanti è che questa addizionale, se reintrodotta, dovrebbe dare una cifra fino a dai 300 a 400 milioni di euro, leggevo. Non è possibile per legge, può concorrere fino al deficit e non di più. Però potrebbe... Come dire, si potrebbe... No, non si può con i nuovi criteri che hanno messo il federalismo fiscale... Ah beh sì, ma allora... Noi ci troviamo un'ulteriore tassazione regionale, noi ci troveremmo, se viene, perché dal 2013 ci troveremmo, cioè significa fra un anno, fra un anno e mezzo. No, ma scusa, avevo capito... quindi in questo senso, quindi con i nuovi criteri del cosiddetto federalismo regionale potresti avere fino a un introito fino a 400 milioni di euro, perché è uno 0,9 in più di addizionale IRPEF che interesserebbe anche redditi più bassi. E questo
questo è un problema serio. Assolutamente, qua si parla di 146.000 veneti che potrebbero essere in qualche modo coinvolti da questa... che soglia? Infatti non si parla di soglia, perché Sono qua 146.000, sono È pochi. alta? No, no, è alta, sì. 146.000. Secondo i tecnici regionali, per avere su 70 milioni di euro per riuscire a colmare questo tipo di... Ma dipende sempre da... No, ma infatti il problema è sempre la soglia, sì. perché finché uno appunto dice, porta a casa una cifra alta, poco già, quando incomincia a toccare le Come i soglie giornalisti medio-basse... televisivi? Poi ci sono che nuotano veramente, caspita, nell'oro, si gozzovigliano, beati loro. E quelli nazionali soprattutto. Esatto. No, un'altra questione interessante è questa, si parla appunto di questi problemi che ci sono stati per le USL, alza la mano il direttore dell'USL di Rovigo, Marco Longo, spiegando che ci sono situazioni peculiari a certi ambiti territoriali. Perché proprio per spiegare ai nostri telespettatori, ma da che cosa è nato questo problema? Perché ognuno punta il dito contro l'altro. Noi abbiamo avuto un governatore per tanti anni e... questi sono costi storici comunque quelli di queste USL, però i soldi nazionali arrivano su due criteri. Uno è il numero degli abitanti, il secondo è l'età degli abitanti. Poi ci sono delle specificità, io condivido che bisogna essere attenti alle specificità, ma perché forfettizzarle? Cioè, se a Venezia, ad esempio, c'è l'idroambulanza, l'idroambulanza sostituisce l'autoambulanza. Allora, se l'autoambulanza costa 200.000 euro l'anno di funzionamento, l'idroambulanza ne costa 400, faremo 400 meno 200, sappiamo che dobbiamo dare 200.000 euro in più. Faccio un esempio molto, molto banale. Allora, io credo che le specificità vanno discusse, vanno riconosciute, ma soprattutto vanno quantificate a fronte di una distinta di spesa, mentre in passato che cosa si faceva? Era una trattativa politica dove si forfettizzava che Venezia costava il 15% in più, il 20% in più, o Rovigo, o Belluno o un'altra area. Però voglio dire, non è che uno che abita a Belluno città deve costare di più di uno che abita a Padova città, o uno che abita a Mestre, perché deve costare di più di uno che abita a Vicenza? E inoltre un reparto di medicina per medici e infermieri costerà allo stesso modo in tutta la regione? Quindi voglio dire... o in tutto il paese. O in tutto il paese. Allora, noi sappiamo che questo è un percorso, come non è possibile che la Calabria in 2 giorni si metta a posto con i conti. Io mi rendo conto che Rovigo, Venezia e qualche altra provincia non possono mettersi a posto i conti in 2 giorni, però ci deve essere una progressione. Non può essere che non si rientri mai e poi si invochi la specificità. Io dico, le specificità paghiamole. Ci sono flussi di spesa più alti che hanno una sua storicità. Bene. A questo punto vediamo come risolvere. Andiamo proprio un intervallo brevissimo di pochi minuti di pubblicità, poi ritorniamo naturalmente in studio. Voi intanto pensate, se avete delle domande da porci, mandate i messaggi oppure telefonate. Rieccoci insieme, cosa dice relativamente a questa osservazione che bisogna che a questo punto i direttori rivedano le proprie modus guardate, agendi? I direttori hanno ricevuto degli ordini categorici da Zaia e dai responsabili regionali perché risparmino il più possibile. Infatti una delle preoccupazioni che noi abbiamo è che questa forma di risparmio si traduca poi in tagli di servizi di cui la gente ha bisogno. Questa è la grande scommessa di oggi. Una cosa è eliminare gli sprechi, e siamo d'accordo, ma se questo significa invece tagliare servizi, lei parlava prima, ci parlavamo così al di fuori della diretta, esatto, delle liste di attesa,
Per esempio, sulla lista d'attesa mi pare che non è che abbiamo avuto grandi risultati, e se noi continuiamo a tagliare servizi, perché è vero quello che diceva prima Padrini, i servizi essenziali sono riconosciuti, siamo una regione in cui la qualità e la quantità dei servizi erogati è sicuramente buona, siamo una regione che però negli ultimi anni sta perdendo questa qualità dei servizi erogati, quindi voglio dire, bisogna che stiamo anche attenti dove andiamo a tagliare. Per questo noi abbiamo fatto una battaglia dura in regione sul bilancio, cercando di riportare sia nel sociale sia nella sanità un ragionamento che è positivo, non solo di risparmio e poi si vede, quindi su questo stiamo attenti, devo dire. Padrini come altri sono infatti rispondendo a un messaggio che è arrivato, che stiamo vedendo, non parlate di ridurre sprechi, ma si parla cioè non è vero che qui si cerca di tutelare i cosiddetti fannulloni della sanità, oppure chi tra virgolette ruba o nient'altro. Qui si parla di persone, la nostra sanità tutto sommato è un fiore all'occhiello a livello nazionale. Sì, però cui... non è un qualcosa di statico, è qualcosa di dinamico, e per mantenere questi livelli ha bisogno di continui aggiustamenti. È vero quello che dice Antonino Pipitone rispetto al fatto che in questa fase si è puntato a risparmiare anche per evitare che si arrivasse a un collasso, per carità. Però come è fatto il risparmio? Sì, non è un problema di fannulloni. Quando c'è una grande organizzazione, voglio dire, a Padova ci sono oltre 5.000 dipendenti, come si può pensare che siano tutti 5.000 fedeli, bravi, che lavorano? Sempre chi, purtroppo. Ci sono delle percentuali che sono di fatto incomprimibili. Però qual è il ragionamento? L'evoluzione. L'evoluzione è la programmazione. Allora che cosa significa? Significa che gli ospedali devono essere sempre più qualificati, devono essere in grado di rispondere a ogni evenienza, e in ospedale ci si deve andare solo per l'urgenza e l'emergenza e per gli interventi chirurgici, cioè pronto soccorso e interventi chirurgici. Invece allo stato attuale tutto cosa il resto può essere fatto fuori, su strutture aperte 12 ore al giorno, perché se un malato cronico ha bisogno di essere visitato, di essere controllato 2 volte a settimana, non ha bisogno di andare in ospedale, è sufficiente che vada in una struttura dove gli fanno il servizio di cui ha bisogno. Quindi strutture per i cronici vicine a dove abitano i cittadini e strutture per acuti, poche, molto qualificate, dove si va per gli interventi chirurgici. Ecco, ma il post operatorio, adesso stanno arrivando anche altri messaggi, magari riusciamo anche a leggere, il post operatorio, la fase in cui comunque la persona, purtroppo ce ne saranno sempre più, ce ne sono molte, anziana, sola, che vive isolata, che non ha nessuno e che non ha soprattutto i soldi per pagarsi la badante o l'assistenza, certo, ma cosa qui fa? Parliamo di emergenze sociosanitarie. Ma io le rivolgo a lei proprio perché è anche nell'ambito del sociale. Quindi. Allora, non è più un problema sanitario, cioè una persona che è ricoverata in ospedale costa dai 500 ai 600 euro al giorno. Questa persona magari sta in ospedale perché ha una fragilità di tipo sociale, non sanitaria, per cui non ha più bisogno dell'ospedale, ma ha bisogno di una struttura diversa, una struttura intermedia. A Padova ad esempio ce ne sono, ma ce ne sono anche in altre province. Queste vanno accentuate, accentuare queste strutture intermedie. Ne vanno create di nuovi, dove una persona costa dai 120 ai 170 euro al giorno, è vigilata fra virgolette dal punto di vista sanitario, ma è lì non perché ha bisogno di un ricovero ospedaliero, è lì perché magari a casa ha un coniuge che è vecchio tanto quanto se non di più e conseguentemente non è in grado di avere quelle attenzioni che deve avere una persona dimessa dall'ospedale ma che conserva una sua fragilità. Assolutamente. Concorda sotto questo aspetto? È evidente che il costo dell'emergenza e dell'urgenza è un costo eccessivo e quindi bisogna assolutamente che la gente venga indirizzata quando è strettamente necessario. Come bisogna fare anche informazione e cultura dell'intervento. È evidente che lo spostamento delle risorse economiche deve andare verso dove ci sono i bisogni dei cittadini, cioè verso il territorio. Devo essere io medico col mio elettrocardiografo, essere in mezzo
alle periferie, la gente deve venire vicino a casa loro a farsi l'elettrocardiogramma, non deve venire in ospedale, quindi è evidente che devo essere io diabetologo, andare in ambulatorio dove c'è la gente, non è che la gente fare 40 km per fare una visita diabetologica, questo significa creare dei costi enormi e che sono insostenibili. Assolutamente. Quindi, ecco, da questo punto di vista c'è una partita che voi state giocando, in questo caso anche concordemente, sul diabete, ed è un argomento molto importante, molto interessante, anche perché vede coinvolti tantissime persone, una percentuale di aumento purtroppo anche di bambini. E diciamo che è il male di questo secolo. Come sta andando? Cosa soprattutto voi mirate ad ottenere? Finalmente devo dire la Regione Veneto si sta dotando e si doterà, speriamo in termini, in un spazio temporale abbastanza breve, di una legge regionale. Che cosa fa questa legge? Dirà a tutti noi, alle strutture, alla Regione, alle ULSS, ai medici, quello che devono fare. In Veneto ci sono 400.000 pazienti diabetici, 250.000 sono già diagnosticati, 150.000 o non lo sanno, stanno per diventarlo, quindi abbiamo un bacino enorme, una famiglia su 4 praticamente ha un familiare diabetico. Allora su questo noi ci siamo concentrati, abbiamo fatto proposte di legge, io essendo medico anche diabetologo e su questo è l'impegno della mia vita professionale, insomma, ecco, dal punto di vista specialistico, l'ho proposta lavorando assieme anche al collega Padrini e a tanti altri, e trasversalmente abbiamo fatto questa proposta di legge innovativa, abbiamo raccolto tutte le proposte di legge nazionali, le abbiamo analizzate, le abbiamo contestualizzate rispetto alla situazione del Veneto e abbiamo individuato alcuni percorsi. Uno, diciamo appunto cosa deve fare la Regione, le ULSS, cosa devono fare i medici. Due, diciamo che in ogni servizio di diabetologia chi deve gestirlo è un medico specialista diabetologo, cosa che purtroppo oggi non è ancora così in Veneto. Diciamo per esempio che per i diabetici, soprattutto per i giovani, la Regione si preoccupi anche del percorso lavorativo, quindi tutta una serie di questioni che daranno una migliore cura, una maggiore forma di prevenzione e quindi evitare poi le situazioni che soprattutto diventano un risparmio più gravi. enorme, perché le complicanze del diabete, cecità, patologie cardiologiche, ictus, insufficienze renali, hanno un costo enorme. Se noi impediamo a un paziente di andare in dialisi, risparmiamo, oltre della sua qualità della vita, risparmiamo milioni di euro. Assolutamente. Ecco, questo della prevenzione che nel diabete emerge in tutta la sua chiarezza, poi anche purtroppo sono patologie molto diffuse, vale per tutto però. Cioè, se la prevenzione fosse applicata congruamente, noi avremmo... Si potrebbe dire con un po' di sadismo che gli effetti della prevenzione superano le durate delle legislature. Per cui... con amarezza, sì, anche con tristezza, perché non si vorrebbe fosse così. Alla fine la prevenzione deve prescindere da aspetti di consenso elettorale e tu quando fai prevenzione investi nei prossimi 20 anni. Sì. Una legislatura ne dura 5, per cui abbiamo già risposto. Assolutamente, ma per esempio parlando di prevenzione, qui mi rilascio, dopo vediamo che ti rispondere. Cioè, voglio dire, non è che non si fa. Chiaro. No, per carità. Però voglio dire, la prevenzione dovrebbe essere anche come dire, quell'ambito nel quale le istituzioni si misurano, no? Assolutamente. Perché tu costruisci la società del futuro, lo fai con un ponte perché migliori la qualità della vita di quelli che prima facevano il giro, ma sulla salute lo fai sul bene primario per eccellenza. Assolutamente, poi veramente ci sono dopo, se si parla in termini di monetizzazione, dei risparmi importanti. Le visite diagnostiche, le visite specialistiche, allora sappiamo che i medici di base, molti purtroppo, braccina corte nel farle prescrivere perché comunque vanno a gravare la struttura eccetera. Il cittadino d'altro canto dice sì, ma se io per esempio mi faccio, adesso c'è stato all'ordine della mammografia che aveva dei tempi, non so, 120, la media di 120 giorni, mi faccio fare una mammografia a livello preventivo per evitare poi di avere una... non è questa prevenzione, spieghiamola bene questa cosa. Dobbiamo ragionare sugli screening di massa. Allora, gli screening di massa riguardano determinate patologie che possono essere la mammografia per le donne, la prostata per i maschi, cioè delle tipologie che sono ricorrenti. Su questo è logico che il fatto di fare uno screening di massa va ad alleggerire, aggravare
sul momento tutta la struttura sanitaria, ovvio, sì. Però poi va a alleggerire il futuro perché vai a seguire dei casi che danno dei segnali e quindi vai a salvare delle vite, bisogna capire questo. Sì. Cresce la cultura della salute, cresce la cultura anche della prevenzione e aumentano i servizi che legittimamente sono richiesti dai cittadini. Chiarissimo. Allora, dopo leggiamo appunto i messaggi perché parlano di salute compromessa da scie chimiche, quindi questo è un altro problema che interessa molto ai cittadini, quindi danni ambientali che hanno ripercussioni sulla nostra salute. Dobbiamo andare in pubblicità, veramente pochi secondi ancora di intervallo, poi cerchiamo di rispondere anche ai vostri messaggi. Allora, rieccoci in trasmissione e vediamo anche di rispondere ai messaggi che sono pervenuti. Si parla di finti invalidi, falsi invalidi per esempio, stavolta cominciamo con Antonino Pipitone. Falsi invalidi che vengono scoperti, tra virgolette, per puro caso. Però intanto percepiscono queste pensioni, ci sono anche da noi purtroppo, in altre parti d'Italia. I falsi invalidi purtroppo c'è una percentuale, sicuramente una piccola percentuale ci sarà. Io comunque starei abbastanza tranquillo nei confronti dei nostri telespettatori che segnalano il caso. Ogni tanto ne viene fuori qualcuno anche in maniera eclatante, però mi risulta che adesso da qualche anno le commissioni sono molto severe, ma molto severe. Quindi fanno delle verifiche di controllo. Sì. E poi che si stanno facendo delle verifiche di controllo a campione, perché però si fanno. Qual è il segnale che noi dobbiamo dare da persone per bene, persone civili? Nel caso in cui abbiamo notizia che qualcuno percepisce pensione di invalidità e vediamo che poi, se questa è c'è che guida la macchina, vabbè, questo è il caso eclatante o altre situazioni del genere, io penso che vadano segnalate agli organismi competenti. Io mi ricordo quando ero assessore alla casa, quando mi segnalavano, dice, guarda, quello là secondo me non ha i requisiti perché ha la Porsche, io andavo subito a verificare per dire, e così dobbiamo fare tutti, però io starei abbastanza tranquillo perché ci sono ogni tanto dei casi che vengono fuori, ma io so per certo perché ci sono dei miei colleghi che lavorano nelle commissioni e sono di una rigidità enorme, quindi io tranquillizzerei. Dopo quando vengono fuori, meglio che vengano. Guardi, i delinquenti, lo diceva prima Padrina, ci sono dovunque farabutti, quindi non è che dobbiamo scandalizzarci, però io per quanto riguarda il Veneto posso dire che possiamo stare tranquilli. Per l'altro caso invece che è stato segnalato con diversi messaggi, gli altri casi, inquinamenti ambientali di vario genere, parliamo dalle radiazioni che non si capisce bene quanto abbiano compromesso, possono compromettere, le scie, si parlava anche di scie di aerei, insomma inquinamenti ce ne sono di varie forme, di vari tipi, danneggiano la salute, parlando di prevenzione, qui mi riallaccio anche... C'è una stretta correlazione comunque tra ambiente dove viviamo questo sicuramente, però noi dobbiamo partire dal presupposto che sono prodotti nostri. Sì. Cioè nel momento nel quale noi gradiamo un prodotto, parliamo ad esempio dei viaggi aerei, oggi c'è la possibilità di spostarsi dovunque anche a cifre che non sono più un'esclusività di una classe sociale come in passato. Evidentemente il tanto utilizzo del mezzo aereo porta ad avere in atmosfera tutta una serie di scarichi. Quindi, come dire, noi ci rincorriamo in una spirale che è virtuosa da un lato e viziosa dall'altro, cioè noi inquiniamo perché ci spostiamo. Però nel contempo. E poi facciamo le case bio perché è cresciuta in noi la cultura del rispetto dell'ambiente. Le due cose, pur in contraddizione, sono figlie di questa nostra società. Assolutamente, questo purtroppo sì. Ecco, restando un po', anzi, nell'ambito ospedaliero, strutture eccetera, ospedale di Padova. Quanto se ne è parlato, quanto se ne è dibattuto, lo si fa qua, lo si fa là, lo si fa o non lo si fa? Ma io credo che bisogna farlo all'ospedale di Padova. Perché intanto la scuola di cardiochirurgia è stata portata a Verona, no? Sì, lì io vorrei chiedere ai nostri ministri e ai nostri parlamentari di farci capire perché può darsi che i padovani siano scarsi o può darsi che i veronesi siano scaltri. Quindi, insomma, ma è una scuola storica, questa è una casa... Padova, sì, un caso eclatante. Padova poi l'ospedaliero, io non voglio alzare la bandiera sul campanile, però farci capire come e perché, questo sì,
Assolutamente. Ma secondo voi cosa... Ma questa devo dire, è una scelta veramente incomprensibile. Ora io non voglio dire ci sono manovre politiche dietro, però c'è un tentativo di portare a Verona gran parte delle eccellenze. È stato anche rifatto perché non ha senso, no? perché non ha senso che la scuola di cardiochirurgia, questo è un esempio, perché il primo trapianto in Italia è stato fatto a Padova, perché Padova è una delle più grandi università non solo d'Italia ma d'Europa e del mondo, perché c'è una scuola di cardiochirurgia importantissima, anche perché dal primario che c'è a Verona viene dal Gallucci, vuol dire, ma la scuola di Gallucci è sempre stata a Padova, avrebbe avuto un senso se continuasse ad essere qua. Per questo quello che ha fatto il ministro Gelmini è una cosa che o è un ignorante che non sa, che quando firma le cose non sa cosa firma, oppure ribadisco ci sono altre cose che noi non sappiamo e sono d'accordo con il collega Padrini che ce le dicano. Assolutamente. Un attimo solo, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Vediamo se conferma della... Pronto? Niente, non abbiamo ancora la linea. Pronto? Niente, quando avremo conferma della linea telefonica, perché abbiamo una telefonata in attesa. Cosa potrebbe comportare però di fatto questo trasferimento della scuola di cardiochirurgia a Verona? Comunque fuori dall'ambito, resta sempre in Veneto, questo è indubbio, per cui... Sì, legittimamente è un pezzo di valore che viene tolto da Padova e portato da un'altra parte. Ma questo riguarderebbe solo la città, quindi non la regione, quindi resta sempre un'eccellenza in ambito, guardando in un'ottica un po' più estesa. Tornando al concetto di spirale virtuosa, infatti. Allora, dove c'è eccellenza cresce l'eccellenza, dove ci sono cervelli che studiano, che sperimentano, che ricercano, si cresce complessivamente, non è solo la cardiochirurgia, è un ragionamento più complessivo. Allora, dove tu concentri sapere, dove tu concentri eccellenze, c'è un miglioramento del sistema che poi è quello che trascina tutto il Veneto, perché pur essendoci tanti ospedali dove c'è gente brava che lavora, dove c'è gente brava che operano, però partono tutti da qua. Ed è giusto che sia così, che poi facciano crescere la qualità dovunque, ma è qui la punta avanzata, è qui il picco. Se noi cominciamo a togliere dei pezzi, impoveriamo il sistema. Anche il sistema regionale. Sì. Quindi questo potrebbe essere un danno. Anche perché c'è una dimensione diversa fra Padova e Verona, ed è una dimensione che ha centinaia e centinaia di anni. Allora, ripeto, o ci sono dei motivi oggettivi per cui ci sono stati dei problemi, ma allora è giusto che lo sappiamo. Assolutamente. Altrimenti non può essere un trasferimento e basta. Insomma. Ecco, a proposito di cambiamenti... Posso aggiungere una cosa? Vorrei ricordare che per quanto riguarda la medicina, l'Università di Verona era succursiale dell'Università di Padova. Io mi ricordo quando studiavo, tanti colleghi andavano a fare le materie più importanti a Verona e poi tornavano a fare la laurea a Padova. Io mi ricordo, quindi si parla di fino a 15 anni fa, poi è diventato università. Quindi proprio per questo ci sono alcune cose che gridano vendetta. Questa veramente è un pugno nell'occhio. Dovremmo aver recuperato la telefonata. Pronto? Sì, pronto, salve, mi chiamo Luca, volevo solo... Da dove chiama, scusi? Da Capo San Piero. Perfetto, dica tutto. Niente, io volevo solo dire la mia per quanto riguarda le prenotazioni di qualsiasi sia... per esempio, ho mia moglie che deve fare una visita al seno, una mammografia. Allora, a pagamento anche domani, per prenotazione deve aspettare da qui a un anno. Non c'è qualcosa che non va? Secondo me è un po' una cosa un po' così ti lascia un po' perplesso. Grazie, molto gentile del suo intervento. Allora, dico perché in questo caso allora, in questo caso, uno, o è una cosa urgente, allora in questo caso il medico scrive urgente e lo fanno immediatamente. Oppure se è un controllo di routine, per esempio io faccio le visite oculistiche per i pazienti diabetici, vengono fatte una volta ogni anno e mezzo, quindi se deve aspettare un anno non è un problema, è giusto che faccia. Oppure ci sono delle forme intermedie che può scrivere il medico di base nella ricetta, tipo a 30 giorni, e dentro 30 giorni l'azienda deve rispettare quei tempi. E quindi io non so il caso specifico del signore, perché se è un'urgenza è il medico di base che deve segnalarlo e fargliela subito. Se è un controllo di routine non ha senso che lo faccia in 2 mesi, perché deve fare una volta ogni anno e mezzo, quindi bisogna capire. È vero una cosa, che non è accettabile che in un paese all'avanguardia, civilmente avanzato dal punto di vista sanitario come il Veneto,
aspettare per una visita normale un anno e mezzo, cioè questo non è accettabile, bisogna assolutamente lavorare tanto su questo. Ecco, infatti parlando prima appunto di prevenzione, questo è un caso tipico tutto sommato, molta responsabilità è in capo ai medici di base, che dovrebbero essere molto competenti, molto aggiornati e solleciti, però muoversi sulla medesima fascia, perché non è possibile che chi ha un medico di base di un certo tipo, magari sollecito, trova una certa menzione, uno che c'è un medico un po' superficialotto che non è tanto favorevole a queste visite ne trova un'altra, e questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che effettivamente se io dico voglio fare prevenzione, magari in un anno una calcificazione potrebbe degenerare, questo ben lo sappiamo. Sì, però a parte che esiste un'evoluzione positiva molto importante nei medici di base rispetto alla disponibilità a fare anche di più di quello che sarebbe un mansionario molto stretto e rigido, che peraltro è frutto di un contratto a loro molto favorevole e storico. Bisogna dire che oggi l'informatizzazione permette di identificare sacche di inefficienza, permette di identificare prescrizioni troppo facili o poche prescrizioni. Perché? Perché avendo tutti i dati in tempo reale e facendo le statistiche, tu vedi dove è opportuno intervenire e in che modo. Ma si riesce a intervenire? Beh, diciamo di sì, perché sia le associazioni di categoria, sia il sindacato stesso si rende conto che comunque è un patrimonio di tutti questo. Assolutamente. Un'altra telefonata, pronto? Sì. Buongiorno, dove chiama? Siamo Non la sentiamo bene, pronto? Sì, pronto? La sentiamo a tratti veramente malissimo. Magari signora si deve spostare se è col cellulare perché... No, non sono col cellulare perché deve essere Provi a fare la domanda, vediamo se riusciamo a sentire. male messo il... Vediamo allora, chiedo alla regia se cortesemente riusciamo a riprendere nuovamente la linea perché effettivamente è molto molto disturbata, non si percepisce bene. Proprio una battuta, siamo anche in chiusura tra l'altro, vediamo se riusciamo a recuperare nuovamente la telefonata. Che cosa è la problematica più grossa della nostra sanità? Al di là abbiamo parlato di bilanci, di deficit, il nodo cruciale. Sicuramente una delle problematiche più grosse sono proprio le liste di attesa, cioè nel senso che la gente ha bisogno di salute in tempi certi e noi dobbiamo riuscire a dargliela. Questo è sicuramente una delle grandi priorità. Quali sono invece i problemi che potrebbero trovare presto soluzione, quindi tenerci sempre a buoni livelli, dopo quello che abbiamo scoperto, perché nessuno sapeva di avere questi buchi? Ma noi dobbiamo creare strutture territoriali. Creando strutture territoriali noi diamo le risposte. Possiamo dare visite specialistiche, e dobbiamo fare in modo che in ospedale si faccia esclusivamente quello che non si può fare fuori. Però per portare nel centro per acuti, quando c'è un'emergenza, se c'è tanta distanza, forse il paziente arriva... L'urgenza e l'emergenza deve seguire un canale diverso, però partiamo dal presupposto che l'ospedale deve essere un luogo dove si fanno solo alcune cose. Le risonanze, i piccoli interventi, tutte le altre cose si possono fare in strutture vicino a casa, aperte dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Perfetto, il tempo è giunto al termine, vi ringrazio del vostro intervento, è stato estremamente interessante e anche utile per i nostri telespettatori. Ci scusiamo purtroppo per la telefonata della signora, un'altra telefonata che sono arrivate che non siamo riusciti a metterle in onda. Parleremo però ancora di questo argomento, quindi vi rinviterò in trasmissione, visto anche l'interesse che riscuote. Io vi auguro un buon proseguimento, passo adesso la linea alla regia per il telegiornale.